Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti al Chersoni di Jolo per il nono turno del campionato d'eccellenza fra Cavalieri Prato e Femici Z, Rugby Rovigo Delta. Le formazioni in campo: Cavalieri Prato con Roveda Gobbi, Preti Eymans, Dublino, Biffi Ciaurro, la terza linea con Capitan Petillo, Celerino e Mabdi, la seconda Pierina e Cemicetti, Bigoni Marchetto Asana, la prima linea del team allenato da Moreno. Risponde la Femici Z Rugby Rovigo Delta con Basson, Lorenzo Lubia Majstorovic, Van Niekerk dal primo minuto, Ngawini, la mediana è formata da Bronzini, Farolini, De Marchi, Ruffolo, Zanini, la terza linea Riedo Maran, la seconda Gagion, Oni e Balboni, la prima, team ovviamente allenato da Pippo Frati. Questo è un turno che potrebbe essere molto importante per la squadra rossoblu, potrebbe cogliere l'occasione di accorciare sulla vetta, visto il doppio turno molto interessante per quanto riguarda l'alta classifica di questo campionato di eccellenza fra Fiamme Oro Mogliano e Calvisano Viadana. L'arbitro di questo match è il signor Vivarini di Padova. Mischia nei 22, Toscani, introduzione di Ciaurro, vediamo l'ok dell'arbitro Vivarini. La spinta del pack rossoblu sicuramente non è un possesso di grande qualità per il team di Moreno, che fatica a mantenere l'ovale, ma poi Ciaurro va a innescare il proprio primo centro, ben braccato da Van Niekerk. Riesce a mettere pressione Rovigo qui sulla squadra di casa, che va a pulire immediatamente l'ovale. Vediamo se esce, e invece no, è preda di Billingawini che va a alimentare Stefan Basson. Vediamo se muoviamo le gambe, le muoviamo e come. Al largo, vediamo Denis Majstorovic, un grande scontro, come sempre mette il fisico prima di tutto il centro rodigino Riedo per Zanini, ancora lui, sempre di fisico. Matteo Maran riesce ad impegnare più giocatori del Prato, mentre c'è un giocatore toscano restato a terra. Buco di Dado Farolini, l'incrocio con Van Niekerk che secca anche l'estremo. Prima meta stagionale di Van Niekerk che rientra dal primo minuto in campo. Grande soddisfazione per Joe, ricordiamolo, a lungo infortunato per la rottura del tendine d'Achille. Quindi grande soddisfazione per il nostro sudafricano, che dopo un duro lavoro è riuscito a prendersi lo spazio che ovviamente lui ha sempre voluto. Tutti i tifosi sperano nel vederlo in campo nello slot numero 12. Intanto c'è la seconda meta e siamo giunti al 20°, quindi dal 13° al 20°, la meta di Gullo Zanini. Dopo la trasformazione sulla meta di Van Niekerk arriva anche quella sulla meta della terza linea veneziana, in forza a Rovigo ormai da 2 anni. Passiamo con gli highlight al 21°, touche di Luke Moni, terzo blocco, Ruffolo, Dado Farolini ancora per Van Niekerk, in piena palla oggi ancora Denis Majstorovic, che comunicazione fra i centri, ancora Joe, mamma mia, un grande gioco dei nostri centri. Joe va a rompere il primo placcaggio, poi va in sostegno al proprio compagno dopo l'offload e si merita tutte le pacche sulle spalle, le congratulazioni dei propri compagni di squadra. Joe è tornato, se non l'avete capito, il suo sorriso è abbastanza evidente a questo punto di vista. Ancora Tuscio Rovigo, ancora terzo blocco, ancora Ruffolo, Bronzini, Dado Farolini, ancora Joe. Allarga per Stefan Basson, allargo per Billingawini, 1 contro 1 e secca anche la corrente centro che stava tagliando in sostegno del proprio estremo, per cui anche Billingawini fa il suo esordio nel tabellino. Una lunga assenza da questo punto di vista per il tre quarti ala neozelandese, anche lui un ex di turno, lui è la seconda stagione a Rovigo, non come Denis Majstorovic che alla prima. Stessa situazione, molto più vicina alla meta, ancora Van Niekerk, sollecitato da Giorgio Bronzini, che fa sentire la propria potenza, e qui è molto bravo Edo Ruffolo, con un'ottima linea di corsa a beffare la difesa toscana e andare a segnare la quinta meta per Rovigo. Siamo nel secondo tempo, per cui insomma una situazione favorevole per il team di Pippo Frati. Arriva la facile trasformazione di Stefan Basson. Al 13° c'è la munizione temporanea di un ex Beppe Datola che costringe Prato a giocare in 14, e qui vediamo il pack di Rovigo prendere sempre più possesso del terreno e della partita, e ottimo l'avanzamento del pacchetto rodigino che termina con la meta di Jack Riedo alla sua prima meta in maglia rossoblu, prima meta ufficiale per la seconda linea di Legnago, cresciuto nel Badia con un'esperienza anche nell'accademia. Stefan Basson non spreca l'occasione, per cui il parziale è 42-0 quando siamo giunti al 15° della ripresa. Altra touche per Rovigo, Luke Moni, ancora terzo blocco, ancora Edo Ruffolo, Bronzini,
Manca a dirlo ancora Giovannicher, che inserimento di Dado Farolini, Stefan Basson al largo, come nel primo tempo Billingawini all'interno, riesce a beffare l'estremo di Prato. Nulla da fare per Roveda contro il guizzo di Billingawini, per cui lo score sale a 49-0 quando siamo al 18° della ripresa. Qui vediamo inquadrato Stefan Basson, precisissimo il piede, un 100% fino a qui. Presa di Maro Maran, non più terzo blocco ma centralmente. Cade il drive di Rovigo, c'è un vantaggio secondo l'arbitro Vivarini, per cui giocheremo con dei pick and go cercando di ottimizzare questo vantaggio. Ci prova Edo Lubian, vediamo anche Chicco Manghi, entrato al posto di Luke Maoni, vediamo Maran se apre, parte col sostegno di Lubian, qui c'è il palo che purtroppo ci beffa, ma vediamo Bibi Quaglio, la mole e la potenza di Bibi Quaglio che va a segnare l'8ª meta per Rovigo. Lo scorcio era giusto per vedere la meta del pilone rodigino, che dà un 5 a Matteo Maran. La trasformazione di Stefan Basson purtroppo non entra, per cui un 7/8 per Steph in questo match di Prato, che già consegna 5 punti alla squadra rossoblù, ma non è finita ancora la partita. Siamo veramente negli ultimi secondi del match. Vediamo Prato vuole alzare la testa, un sussulto d'orgoglio per il team toscano, che riesce con un ottimo brivio del proprio pack a andare oltre la linea di meta e segnare la meta della bandiera con la propria seconda linea. Cemicetti, arriva anche la trasformazione di Biffi, per cui termina il match con la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta sui Cavalieri Prato per 54-7.